Chiaramente la magistratura fa il suo percorso, il suo approfondimento, io sono certissimo della buona fede di queste persone e anche che ci sarà la possibilità di chiarire tutto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando si saprà e si conosceranno bene gli elementi, le carte. Il sindaco Giacomo Possamai commenta così la maxi inchiesta della Procura della Repubblica di Vicenza sulle presunte irregolarità riguardo alle firme raccolte per consentire ad alcune liste di partecipare alle amministrative di Vicenza nel 2023. I 16 indagati appartengono a quasi tutte le forze politiche che si sono confrontate nella sfida elettorale, dal centro-sinistra al centrodestra. Conosco bene molte delle persone coinvolte, sia di maggioranza che di opposizione. Quelle che conosco sono assolutamente persone per bene. È successo tante volte anche in passato che ci siano state inchieste di questo tipo. Se a Vicenza non ci sono mai state inchieste di questo tipo, in Italia è già accaduto. Si ricordano le elezioni regionali del 2010 in Piemonte, dichiarate nulle dal TAR per la presenza, nella sfida elettorale, di una lista a cui era stata contestata la regolarità delle firme presentate. In tutt'altro contesto, a Vicenza, la domanda che gira è se questa inchiesta, che comunque coinvolge non una sola lista ma diverse, sia di centrosinistra che di centrodestra, possa in qualche modo, nelle ipotesi peggiori, portare alla decadenza della giunta e del consiglio comunale. Chiaramente non ho né gli elementi né la competenza per giudicare, devo dire che dalla prima impressione è un caso totalmente diverso rispetto a quello piemontese, però ripeto, chiaramente spetterà alla magistratura, agli inquirenti e poi chiaramente a chi dovrà occuparsi della questione chiarire fino in fondo che sono due temi molto diversi.